Ancora vittime sulla 4, lo schianto nella notte, coinvolte 3 auto, perde la vita una trentenne di Ronchi, dei Legionari una 34enne di Grado, l'incidente si è verificato tra le uscite di Palmanova e Villesse. Battute finali del processo che vede imputato un professore dello Stringer di Udine per molestia e violenza sessuale su 11 studentesse, l'accusa parla di modus operandi sistematico, chiede oltre 11 anni di reclusione. La stampa nazionale parla di effetti a catena legati alle dimissioni della Moratti da assessore in Lombardia. Berlusconi rivendica la presenza della regione per Forza Italia, Riccardi smentisce, avanti con il candidato Fedriga. Aurora Ramazzotti sceglie lo stesso nido d'amore di mamma Michelle Hunziker, fuga romantica a Sauris con il compagno per la conduttrice figlia d'arte che festeggia così il bebè, presto in arrivo. 3 partite in 8 giorni per Udinese per archiviare questa prima parte di stagione. Si comincia domani in casa con il Lecce. Mister Sottil, ci siamo confrontati, vogliamo chiudere alla grande. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. 2 uomini che viaggiavano nella stessa macchina sono morti ieri sera in un gravissimo incidente stradale accaduto lungo la 4 tra le uscite di Palmanova e Villesse. 3 le vetture coinvolte nello schianto, la corsia di marcia in direzione Trieste è rimasta chiusa 2 ore. La circolazione è tornata alla normalità questa mattina alle 6. 2 uomini di 30 e di 34 anni hanno perso la vita ieri sera, poco prima delle 23, lungo l'autostrada 4 in direzione Trieste, nel territorio comunale di Capolongo Tapogliano. Si tratta di Stefano Volante, di Ronchi dei Legionari, e di Dario Valletti, di Grado, che viaggiavano sulla stessa macchina. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Gorizia, tra le uscite di Palmanova e Villesse si sono scontrate 3 vetture, una BMW, una Opel Insignia e una Kia. Le vittime sono morte sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Una terza persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale, ferita anche una quarta persona, le cui condizioni non sarebbero gravi. Al momento dell'incidente la visibilità era scarsa. Dopo la chiamata di soccorso, gli infermieri della centrale Sores di Palmanova hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di 2 ambulanze, una proveniente da Cervignano del Friuli e l'altra da Palmanova, insieme all'automedica proveniente da Gradisca di Sonzo. Sul posto personale dell'autostrada, i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, insieme ai colleghi di Gorizia, in piena sinergia per aiutare le persone coinvolte nell'incidente. Il traffico è rimasto bloccato per 2 ore per consentire ai mezzi di soccorso di operare sul posto e per la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto. Perde il controllo dell'auto, un Alfa Romeo Giulietta e termina la corsa nel fosso, è stata ritrasportata in gravi condizioni all'ospedale di Trieste la donna che oggi alle 14 è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto in via Cadore a Villotta di Chionsa. Si tratta di una 56enne di Azzano Decimo. Dopo l'allarme gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l'elisoccorso. La donna, una volta stabilizzata ed estratta dall'auto, finita a ruota all'aria, è stata ritrasportata all'ospedale di Trieste. Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, sono intervenuti i vigili del fuoco. Paura oggi pomeriggio alle 15 per un incidente frontale tra 2 auto che si è verificato a Meduno, in località Sottomonte, lungo la strada statale 552. Tra le persone ferite, 3 in tutto, una donna in gravidanza che dopo essere stata presa in cura dai sanitari del 118 è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone. Fortunatamente né lei né il nascituro sono in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi, una squadra dei vigili del fuoco da Maniago. Battute finali del processo che vede imputato un professore dello Stringer per molestia e violenza sessuale su 11 ragazze. L'accusa ha chiesto una pena di oltre 11 anni di reclusione. 11 anni e un mese di reclusione per l'ex professore dello Stringer. Con questa richiesta si è concluso l'intervento del PM Elena Torresin durante il processo che vede imputato un ex docente dell'Istituto Scolastico Udinese di via Monsignor Nogara. L'uomo di 64 anni è accusato di molestia e violenza sessuale aggravata nei confronti di 11 allieve della scuola tra il 2016 e il 2018. Nella requisitoria, durata oltre 2 ore, il pubblico ministero ha spiegato come l'uomo, docente di sala bar, abbia messo in atto quasi tutte le condotte contestate all'interno dell'aula durante l'orario scolastico, anche 2 o 3 volte a lezione. A essere presi di mira alcuni allievi del primo e del secondo anno,
con le quali il professore aveva instaurato un rapporto che andava oltre a quello normale tra allieva e docente. Gli atteggiamenti, inizialmente affettuosi, man mano che cresceva la confidenza, erano diventati più invadenti fino a tramutarsi in toccamenti, sfioramenti, strusciamenti e anche di zone erogene. Atti commessi in maniera reiterata, ha sottolineato Torresin, con la coscienza e la volontà di invadere e ledere la sfera della libertà delle ragazze, aggravati dall'essere avvenuti a scuola e abusando dell'autorità di docente. Un modus operandi sistematico che per l'accusa non lascia spazio alle attenuanti. Oltre al PM hanno preso la parola anche gli avvocati delle 8 ragazze che si sono costituite parte civile. Il difensore, l'avvocato Stefano Command, terrà la ringa nella prossima udienza prevista per la settimana prossima. Rapinano un distributore di benzina in Slovenia e vengono arrestati poco dopo in Italia. 2 pregiudicati di 23 e 54 anni sono stati bloccati sabato da polizia e carabinieri a Gorizia in un'operazione congiunta delle forze dell'ordine dei 2 paesi. I 2, prima di raggiungere Nova Gorica, avevano tentato senza esito di rapinare una tabaccheria nel capoluogo esontino. Giunti in sella uno scooter, erano entrati nel negozio col volto travisato e con il casco in testa, minacciando il titolare con una pistola e colpendolo con un getto di spray urticante in faccia. L'esercente non aveva ceduto e 2 erano fuggiti a mani vuote. Dopo pochi minuti sono entrati in azione nell'impianto di carburante oltre confine, fuggendo con 1.500 euro in contanti. Intercettati dalle forze dell'ordine, al rientro in Italia hanno abbandonato a terra lo scooter, risultato rubato il giorno prima a Gorizia, ma sono stati immobilizzati poco dopo. Dagli elementi raccolti nel corso delle perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei 2 arrestati, gli investigatori non escludono che gli stessi si siano resi responsabili di ulteriori episodi criminali commessi sia in Slovenia sia in territorio italiano. Un uomo di 43 anni di origini siciliane, ma residente a Trieste, è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata. Secondo una ricostruzione, l'uomo ha colpito al volto con un pugno un anziano mentre camminava in centro città e dopo avergli sottratto il borsello è fuggito. Un equipaggio del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Trieste ha ritracciato il presunto rapinatore e rinvenuto gli oggetti rubati. L'anziano è stato soccorso dal personale del 118, portato in ospedale per medicazioni, poi dimesso. 5 persone sono finite in carcere in seguito a furti di rame e mezzi da lavoro in 2 ditte edili di Udine. A condurre le indagini carabinieri e questura. Avevano rubato rame, acciaio ma anche furgoni e un escavatore a 2 ditte edili di Udine, la Superbeton e la GS Beton, tra giugno 2021 e febbraio di quest'anno. Per questo 5 persone residenti a Udine sono finite in carcere a seguito di un'ordinanza di misura cautelare messa dal GIP del Tribunale di Udine su richiesta della Procura. A risalire ai colpevoli sono state le indagini congiunte del nucleo investigativo dei Carabinieri e della squadra mobile della Questura di Udine. Nelle 2 aziende erano spariti bobine di cavi elettrici di rame e altro materiale per un valore stimato di oltre 50.000 euro. L'attività investigativa ha portato le forze dell'ordine a una perquisizione in una zona agricola di Udine, dove erano domiciliate famiglie in alcuni camper e roulotte, rinvenendo un trasformatore ad alta tensione di rame e un rilevante quantitativo di guaine di cavi di rami riconducibili ai furti e diversi mezzi, tra cui furgoni e un escavatore. Le forze dell'ordine hanno anche accertato la vendita di materiale rubato da parte delle persone coinvolte a un'altra ditta di recupero di materiali ferrosi di 600 kg di cavo intrecciato di rame e oltre 4.000 kg di acciaio inox al cromo per un valore di circa 10.000 euro. Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia durante tutta la giornata di domani. Sono previste piogge abbondanti, molto intense sulla fascia alpina, prealpina e sulla pedemontana. Lungo la costa invece si verificheranno mareggiate, agevolate anche dal fenomeno dell'acqua alta. Tra il pomeriggio e la sera infine potrebbero verificarsi anche le prime nevicate di questa stagione. La neve è prevista sulle cime delle Alpi, oltre 1.500 e 1.800 metri di altitudine. Secondo le previsioni, le zone maggiormente colpite dai fenomeni atmosferici saranno il Pordenonese, il Collinare, la Carnia e il Tarvisiano. Per questo motivo la Protezione Civile ha emanato per queste 2 zone un'allerta di colore arancione, allerta gialla invece per la Venezia Giulia, la Bassa Friulana e il Medio Friuli. Un giovane di 27 anni, originario del Montenegro, al volante di un'auto con targa slovena, è stato arrestato dai carabinieri a San Dorligo della Valle per reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo aver fatto scendere 4 migranti afghani dal veicolo che conduceva. E non si placano le polemiche sugli arrivi di migranti. Oggi l'assessore regionale Pierpaolo Roberti lancia l'appello: nuovo governo, servono subito risposte.
Da un lato le temperature calde che non hanno bloccato i flussi della rotta balcanica, dall'altro una mancanza di organizzazione. Continuano ad arrivare migranti in Friuli Venezia Giulia, solamente ieri a Trieste ne sono stati intercettati 200 e secondo la regione le cause sono da ricercare anche situazioni internazionali che si sono venute a creare, penso al tema della Serbia con una sostanziale deregulation dei visti che sta portando molti immigrati ad atterrare direttamente con un volo aereo in Serbia e poi arrivare lungo la rotta balcanica. La situazione è grave perché non abbiamo mai vissuto una stagione così lunga dal punto di vista della rotta balcanica sui flussi migratori e quindi questo sta mettendo in grave crisi, in grave affanno il nostro sistema d'accoglienza. L'appello al nuovo governo è a organizzarsi fin da subito per la prossima stagione, evitando di farsi trovare impreparati. Un appello politico, ma anche delle forze di polizia lasciate sole da un governo che sembra essersi dimenticato di questa rotta. Spero appunto che, cambiato quel governo, oggi ci siano le condizioni per poter lavorare seriamente. La regione chiede pattuglie miste e in particolare sui confini esterni dell'Unione Europea, quindi la Croazia. Tutto però inutile se non ci sono quei respingimenti che servono per fare in modo che chi è sfuggito a quelle maglie di controllo venga riportato nel paese di primo ingresso. Questo non verrà mai applicato e quindi disapplicheremo delle norme europee, ovvero che il paese di prima accoglienza si faccia carico degli immigrati, venga applicata, non chiediamo altro. Il terremoto politico in Lombardia con le dimissioni di Letizia Moratti da assessore regionale potrebbe avere ripercussioni anche in Friuli Venezia Giulia. Berlusconi sarebbe pronto a chiedere la candidatura di Riccardo Riccardi per la presidenza della regione. Silvio Berlusconi sarebbe pronto a chiedere per Forza Italia la candidatura del presidente del Friuli Venezia Giulia, affidandola proprio a Riccardo Riccardi. La notizia è stata pubblicata sul quotidiano Il Foglio e sarebbe una richiesta per garantire il sostegno alla coalizione in Lombardia, dove Letizia Moratti si è dimessa per candidarsi probabilmente con il Terzo Polo e il PD contro l'uscente Attilio Fontana, al quale però potrebbe essere preferito dal centrodestra Massimo Garavaglia. Secondo Il Foglio, vista l'incertezza tra Fratelli d'Italia e Lega, Berlusconi è pronto a chiedere lo scranno più alto del Friuli Venezia Giulia, con Massimiliano Fedriga spostato alla guida di un ministero. Riccardi smentisce seccamente l'ipotesi. In questa regione, spiega, abbiamo un progetto chiaro, l'alleanza di centrodestra insieme ad una lista del presidente. Inoltre abbiamo un governatore che si chiama Massimiliano Fedriga e ha già confermato la sua ricandidatura. Io lavoro da tempo per questo e non sono disponibile per altro. Mauro Bordin, capogruppo della Lega, aggiunge che il treno per la ricandidatura di Fedriga è partito e viaggia spedito con a bordo tutti i partiti dell'attuale maggioranza, dunque non vedo spazio per altri segnali e i primi convinti della ricandidatura di Fedriga sono Fratelli d'Italia e Forza Italia. In ogni caso faremo pesare l'autonomia del Friuli Venezia Giulia. A chiudere il cerchio su Fedriga è anche Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d'Italia, partito che alle ultime elezioni ha preso la maggioranza dei voti nel centrodestra. Ipotesi alternative a Fedriga sono fantapolitica, la coalizione è compatta e al momento non esistono alternative. Marco Bottecchia, segretario provinciale della Lega di Pordenone, ha rotto gli indugi e con un post su Facebook si è detto disposto a correre per la carica di sindaco a Sacile. Nella città del Livenza fervono i preparativi per le elezioni amministrative del prossimo anno e lui con largo anticipo ha deciso di rompere il ghiaccio ad un solo patto: unire il centrodestra che a Sacile è diviso dal 2018, ovvero dall'ultima tornata amministrativa che ha incoronato sindaco Carlo Spagnol, Forza Italia Lista Civica. Se la mia candidatura sarà ritenuta utile, ha fatto sapere Bottecchia, io volentieri correrò per la carica di sindaco. Per una manciata di metri il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR e nega l'indennità di trasferimento a 42 militari di stanza in Friuli. La distanza dalla caserma Francescatto di Cividale alla Severino Lesa di Remanzacco è inferiore a 10 km, niente indennità di trasferimento per 42 militari. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza con la quale il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva dato ragione ai soldati. In primo grado i militari avevano ottenuto l'indennità perché una perizia tecnica aveva stabilito che la distanza tra le due caserme è superiore a 10 km, seppur per poche decine di metri. Il Ministero della Difesa è ricorso al massimo giudice amministrativo che gli ha dato ragione. Una nuova misurazione dell'Istituto Geografico Militare infatti ha dimostrato che per arrivare ai fatidici 10 km mancano almeno una cinquantina di metri. L'aumento delle spese sui mutui a tasso variabile incide limitatamente sulla nostra regione. La maggioranza di chi in passato ha acceso un mutuo in Friuli Venezia Giulia infatti ha sempre preferito il tasso fisso. Nel 2021 solo il 10% dei nuovi contraenti ha scelto il tasso variabile.
I ritocchi ai tassi di interesse preoccupano, ma toccano marginalmente la nostra regione. Parlando con numeri alla mano, chi doveva acquistare una casa in passato ha preferito qualche euro di interesse in più sulla rata, mettendosi al sicuro. La conferma arriva dal vicepresidente nazionale della FIAIP, il friulano Leonardo Piccoli. Osservando quelli che sono i dati, i friulani, ma come la maggior parte anche dei concittadini nazionali, per quanto riguarda i mutui, in questi ultimi anni hanno comunque optato per un tasso fisso. Quindi i numeri anche in questa regione parlano chiaro. Il 2021 si è chiuso con 14.000 mutui stipulati, dei quali 12.500 a tasso fisso, un tasso dell'1,25 e 1,40, e gli altri sono circa 1.500 mutui a tasso variabile dello 0,80. Il riferimento è al 2021, quando su 13.600 mutui accesi solo 1.360 avevano un tasso variabile. Il problema riguarda invece le nuove concessioni, più macchinose perché lo scenario economico delle famiglie si è aggravato. Ma a preoccupare è la mutuabilità delle persone, in quanto se negli anni passati le banche dividevano per 3 quello che era la rendita, di un nucleo familiare, e ricavavano da questa divisione la rata sostenibile, oggi, unitamente a quello che stiamo assistendo, quindi a un'inflazione galoppante, all'aumento di quelle che sono le bollette energetiche e del gas, devo dire che la redditività familiare viene divisa per 4 e anche per 5 volte. Però il dato importante è che in questa regione in particolare c'è grande equilibrio oggi tra i valori immobiliari e il reddito delle famiglie. In Friuli Venezia Giulia continua la carenza di autisti abilitati. Gli autotrasportatori e i conducenti di bus e corriere sono sempre più difficili da trovare e assumere. A risentirne maggiormente il trasporto pubblico locale, che negli ultimi anni ha registrato le prime dimissioni volontarie da parte di personale assunto. In Friuli Venezia Giulia mancano autisti per il trasporto pubblico locale, non si trovano nemmeno autisti di camion. Il problema è diffuso a livello europeo, ma in Friuli Venezia Giulia il sindacato di categoria della CISL parla di una vera e propria emergenza. Perché il costo delle patenti è molto elevato, mantenerle negli anni è molto elevato ed è un lavoro che sui giovani non ha più un senso dal punto di vista dell'appetibilità, perché le paghe sono molto basse in questo settore, ma soprattutto è basso il potenziale che si può esprimere dal punto di vista della carriera. Il salario d'ingresso sono 1.100 euro, che può arrivare attorno ai 1.500-1.700 con un accordo di secondo livello importante. La situazione è destinata a peggiorare perché oltre al mancato ricambio generazionale in questo periodo si segnalano molte dimissioni da parte degli stessi lavoratori del settore. Nei prossimi anni il turnover sarà molto complicato, già si nota adesso, dove riscontriamo tra l'altro i primi casi di dimissioni volontarie da questo mondo, che prima era un mondo sul quale si poteva contare dal punto di vista dell'occupazione, e questo ci fa riflettere su quello che potrà essere il prossimo futuro, che se le cose non cambiassero non riteniamo roseo. Come si fa a sostituire il personale che manca? Bisogna avere delle idee innovative, delle agevolazioni per poter entrare all'interno di questo mondo, che è un mondo molto complicato, e soprattutto avere delle facilitazioni per poter fare le patenti a un minor costo. I comuni del distretto della Sedia e Meretto di Tomba entrano nel Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli. La decisione presentata oggi permetterà la costruzione di un hub digitale a disposizione delle aziende dal valore di 6 milioni di euro. Tecnologia all'avanguardia a disposizione delle imprese del territorio e nuove possibilità di investimento per aziende che lì vogliono insediarsi. E questo è il frutto dell'accordo tra la Regione e 5 comuni del territorio che entrano a far parte del COSEF, il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli. Meretto di Tomba, Manzano, Corno di Rosazzo, Premariacco e San Giovanni Altisone potranno contare su un nuovo hub digitale a disposizione delle aziende con un investimento di fondi regionali di 6 milioni di euro. Da qui è nato il progetto di farli entrare, di creare un hub tecnologico di digitalizzazione che servirà proprio per aiutarli nella virtualizzazione dei prodotti, perché il cliente vuole vedere il prodotto che lui comprerà e farne ogni volta effettivi, e dopo sono prodotti che vengono scartati sia dal punto di vista della sostenibilità sia dei costi, diventa insostenibile. Virtualizzandoli invece vengono visti a tutti gli effetti e questo crea la possibilità di stare sul mercato. Una famiglia che si allarga e questo fa assolutamente piacere. Un sistema dei consorzi di sviluppo economico locale del Friuli Venezia Giulia che sta funzionando in questi anni molto bene, sta crescendo e sta, mi permetto di dirlo in primis, offrendo servizi agli insediati. In quest'area, l'area del COSEF, sul recupero delle aree produttive
produttive degradate, il 62% di schede corrisponde proprio a questo territorio, con delle potenzialità di investimento di oltre 250 milioni di euro, tradotto rivitalizzare un territorio importante e creare nuovi posti di lavoro. Abbiamo paura di andare al lavoro nelle ore notturne, viste le facce poco raccomandabili. A parlare sono alcuni lavoratori che per motivi professionali frequentano via Buttrio e via Giulia a Udine. Alcuni stabili ferroviari sono occupati abusivamente e talvolta gli incroci con certe persone sono inquietanti, dicono. Il giorno dopo il sopralluogo nell'area ferroviaria di via Giulia e gli annunciati provvedimenti per rendere più sicura la zona frequentata da persone poco raccomandabili, emerge un altro fronte caldo non molto lontano: gli edifici non più utilizzati dai ferrovieri ma invasi da persone che potrebbero essere le stesse che creano preoccupazione. La denuncia arriva dal rappresentante dei lavoratori della INRAIL. Una situazione insostenibile quella denunciata, visti i comportamenti talvolta provocatori dei frequentatori. L'area è molto grande. A mio avviso, ad avviso un po' di tutti, ci vorrebbe una bonifica a livello massivo, perché la vigilanza privata o l'intervento della Polfer argina il problema ma non lo risolve. Queste persone si nascondono un po' dappertutto, saltano fuori la notte, poi probabilmente azzardo ci saranno giri di droga, di alcol, e quindi anche le reazioni notturne sono inaspettate nei nostri confronti, che lavoriamo alle 2, alle 3, alle 4 di mattina, e a volte ci troviamo magari da soli mentre il collega sta facendo altre cose, quindi è una situazione un po' di pericolo. Non abbiamo chiesto direttamente l'intervento dell'esercito, non lo possiamo fare, abbiamo segnalato la cosa, come ripeto, e per un'area così grande la vigilanza privata, che seppur argina, o la polizia ferroviaria, che seppur argina il problema, non lo risolve, quindi ci vorrebbe un intervento di forza maggiore. E poi c'è un'altra testimonianza, quella di una lavoratrice dell'INRAIL che preferisce rimanere anonima. Secondo me non sono mai lucidi, perché o alcol o sostanze stupefacenti, perché comunque anche al di fuori del caseggiato che loro occupano abusivamente, senza cure, senza ritegno, anche perché hanno spaccato vetri, porte, cestini, tutto, e loro arrivano lì e sfumano anche fuori in una maniera brutta. Il Comune di Udine mette a disposizione oltre 100.000 euro per i cittadini che intendono dotarsi di impianti di videosorveglianza e antifurto per sentirsi più al sicuro a casa propria. Il Comune di Udine invita i cittadini che intendono installare impianti antifurto e vigilanza per sentirsi più sicuri in casa propria a presentare domanda per essere aiutati economicamente. La Giunta Comunale ha infatti deliberato uno stanziamento di fondi dedicati ai sistemi di sicurezza. La Regione, come ogni anno, ha finanziato il nostro Comune per l'adozione di un bando che finanzia i privati oppure i condomini, e quest'anno c'è una novità, anche gli immobili religiosi, che sono molto spesso custodi di un importantissimo patrimonio artistico e culturale, che intendano adottare delle misure di sicurezza, quindi telecamere a tutela dei propri immobili o delle parti comuni dei condomini, altri impianti come porte blindate, sistemi anti-effrazione, e quindi insomma riteniamo che sia molto importante che le istituzioni pubbliche finanziano i privati che fanno questo tipo di interventi. Gli interventi finanziabili sono quelli che sono stati realizzati dal 1° gennaio di quest'anno fino al 31 dicembre, quindi è importante che gli interventi siano stati realizzati e pagati entro il 31 dicembre. La Statua della Giustizia di Piazza Libertà a Udine è sempre più la statua della discordia. L'utilizzo dell'oro per la sua ristrutturazione è stato nuovamente bocciato dalla Soprintendenza. È una storia infinita quella legata al recupero della Statua della Giustizia di Piazza Libertà a Udine. Ancora una volta la Soprintendenza ha bocciato il progetto che prevede la doratura di una parte della statua. Il Comune torna al contrattacco. Una volta la Soprintendenza ci ha dato il diniego, non vuole che noi doriamo la corona di questa benedetta statua. Dice che non ci sono reperti o risultati che denotino o che confermino la doratura. Noi invece abbiamo prodotto una prova storica che è conservata nella nostra biblioteca Ioppi, dove si scrive che la statua è stata dorata e che il Comune ha pagato una certa somma per questa doratura.
Io spero che il nuovo governo, anche con i nuovi ministri, il sottosegretario Sgarbi, magari ci diano una mano per convincere i funzionari della sovrintendenza di Udine a lasciarci dorare questa benedetta statua. Senta, per quanto riguarda la vicenda del Contarena? Lì ancora una volta il giudice civile ha fatto un'ordinanza in cui ha ordinato a split time di pagare il debito nei confronti del comune di Udine, quindi ha negato la rateizzazione e ha detto dovete pagare in un'unica soluzione questi quasi 400.000 euro di debito che avete nei confronti del comune per affitti non pagati. E quindi adesso cosa succede? Adesso succede, non lo so se pagheranno, se non vogliono pagare almeno che lasciano libero il locale. E la Giunta Comunale di Udine al completo, per concludere i lavori, ha deciso di andare a pranzo in un locale di Borgo Stazione, una precisa volontà di dare un segnale alla cittadinanza. A mangiare in via Roma, un segnale che la Giunta Comunale ha voluto dare agli abitanti di questa zona? Sì, un piccolo segnale di vicinanza nei confronti di questo quartiere, di questa via in particolare, e anche nei confronti di un imprenditore che da tantissimi anni ha un locale proprio qui di fronte e che un paio d'anni fa ha voluto fare una scommessa che magari in pochissimi avrebbero fatto, cioè quella di investire ulteriormente e aprirne uno nuovo di fronte a quello precedente e in via Roma, che per tante volte insomma, è gli onori delle cronache per fatti non positivi e che noi riteniamo debba essere gli onori delle cronache anche per le tante cose positive che ci sono, le tante opportunità. Beh, sicuramente fa piacere, devo dire che il sindaco era già stato a trovarmi altre volte, insomma. Sicuramente è un segnale, però il segnale più forte lo devono dare loro dopo con tutto il resto, coi fatti, no? Problemi di sicurezza ci sono da sempre, sono stati probabilmente ereditati e adesso qualcosa sicuramente si è risolto, c'è moltissimo da fare. Però al momento secondo me c'è molto da capire sugli interventi, cosa si può fare, cosa non si può fare e poi ripeto, insomma, io dico sempre quella, insomma, ci vuole anche la volontà. A Casa Immacolata si rafforza l'offerta formativa sia per i giovani ospitati nell'istituto che per gli operatori che intendono allargare i loro orizzonti. È nel segno della continuità dei principi ispiratori di Don Emilio De Roia il nuovo laboratorio Platform Innovation Arredo Imbottito, che da oggi a Casa Immacolata è punto di riferimento per la formazione sia di operatori del settore che dei giovani ospiti del centro. E come 70 anni fa era nello spirito di Don De Roia quando istituì questo punto di riferimento dedicato ai giovani e a persone in difficoltà, oggi il connubio tra formazione e attenzione al sociale si rafforza ulteriormente. Per noi rappresenta un'occasione molto importante perché ci permette di sfruttare ancora di più l'accreditamento che abbiamo sul laboratorio del legno e ci ha permesso con il cluster Arredo possono essere un'occasione di crescita per loro per trovare occupazione e per noi per offrire non soltanto ai nostri ospiti ovviamente ma anche ai nostri ospiti e a chi nel territorio ne abbia le necessità, le potenzialità di poter avere un luogo attrezzato e importante di formazione. Significa costruire comunità e dare senso in realtà a tutte quelle che sono i percorsi di qualità del nostro territorio. Io dico sempre che la sfida si vince con il resto del mondo, se per caso di sfida si parla, partendo dalla qualità e dalla capacità di fare le cose bene che questo territorio ha. Tutto fa parte di un progetto complessivo che mira su tutto il territorio regionale a dare una risposta concreta, fattiva e permanente alle esigenze di formazione dei ragazzi e non solo dei ragazzi che hanno bisogno di un accompagnamento in quella parte del mondo del lavoro che mai come oggi cerca figure professionali specializzate che abbiano già fatto un proprio percorso formativo sulle singole lavorazioni. Dopo la fuga d'amore della mamma Michelle Hunziker, ora è Aurora Ramazzotti a raggiungere Sauris per festeggiare il primo trimestre di gravidanza. La 25enne si gode una vacanza rilassante in montagna con il suo compagno Goffredo Cerza. I due, impazienti di abbracciare il loro bebè, un maschietto che nascerà il prossimo aprile, hanno deciso di prendersi una pausa dai ritmi metropolitani. Hanno scelto il resort che anche la mamma di Aurora, Michelle Hunziker, aveva scelto per festeggiare il 43esimo compleanno.
e lo chalet Borgo Hype Mountain a Sauris di Sotto. Per loro uno chalet romantico con caminetto che si affaccia su un panorama spettacolare. Nella struttura la coppia ha a disposizione una spa con piscina coperta, vasca idromassaggio, sauna e bagno turco, ma passano le giornate anche passeggiando tra i boschi delle Alpi Carniche, come mostrano alcuni scatti pubblicati dalla stessa Aurora su Instagram. L'innalzamento del tetto al contante che nelle intenzioni del nuovo governo Meloni continua a far discutere, dividendo l'opinione pubblica tra pro e contro. Di questo si parlerà nella puntata di Economai FVG in onda questa sera dalle 21. Noi siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità tutte le notizie sportive. Grazie per l'attenzione e buona serata con i programmi di Telefriuli.